Ciao tifoso azzurri, benvenuto nel canale Notizie Napoli Calcio. Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna notizia dal club più grande d'Italia. Il nuovo rinforzo di Spalletti. Da Castelvolturno giungono notizie positive. Il Napoli ad aprile potrà contare su una pedina molto importante. Da Castelvolturno arrivano segnali incoraggianti. Il Napoli sta disputando una stagione a dir poco fantastica. Aprile sarà un mese decisivo per lo scudetto e per le ambizioni Champions League. Luciano Spalletti potrà contare un rinforzo in più. A Castelvolturno si inizia a pensare seriamente al match di A con il Milan. Scrive la Gazzetta dello Sport in merito a Giacomo Raspadori che va verso il recupero. Ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo e quindi ha messo nel mirino un posto in panchina contro i rossoneri. L'attenzione dello staff medico e di quello dei preparatori è tutta concentrata sull'ex del Sassuolo che ha perfettamente rispettato i tempi di recupero che erano stati ipotizzati dal dottor Canonico. Adesso, però, c'è da riprendere la condizione e tra il recupero clinico e quello fisico c'è sempre un po' di differenza. Tuttavia, la struttura fisica di Giacomino e la sua ferrea volontà di tornare al più presto a disposizione di Spalletti fanno propendere tutti verso l'ottimismo. Si legge sul quotidiano. Tifoso azzurro, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche così ti aggiornerò sempre con le ultime notizie dal club più grande d'Italia. Forza Napoli sempre!